Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano. Allora, finisciamo la tappa 3 di 4 e siamo nelle tappe alpine. Questa è veramente una tappa dura. Abbiamo comunque un buon obiettivo, possiamo fare bene. Nella classifica siamo sesti, scalatori non ci siamo, giovani terzi, e a punti sesti e di squadra dodicesimi, non benissimo di squadra. E sono comunque tra i possibili outsider. Andiamo. Ok ragazzi, siamo a 19 km. E adesso dobbiamo stare molto attenti, purtroppo la forma è quella che è meno 3, quindi perdiamo parecchi punti, però il cume può tutto. Allora, sono già stanchetto però, cerchiamo di stare un po' avanti perché adesso abbiamo la salita, il Gran Premio della Montagna di livello 2, dopo discesa e poi l'ultima salita, dobbiamo stare aggrappati e dare tutto alla fine. Non possiamo permetterci di fare grandi cose, stiamo già soffrendo proprio perché i miei tirano, cioè se non sono proprio in forma non tirate, grazie. Ma sono coglioni, Dio santo. Dai Cattaneo, portami su. Infatti siamo nel gruppo 1 adesso. Siamo in difficoltà, raga, siamo in difficoltà. Falling behind! Siamo in difficoltà, ragazzi, siamo in difficoltà purtroppo. Purtroppo siamo in difficoltà. Dai, sto tentando di rientrare. Male dura. Male molto dura. Dai Marchetto rientra, però ho perso tanta energia, cioè. Vediamo se riusciamo a rientrare nel gruppetto. Non mi aspettavo però, sto crollo. No, non rientro più. Non rientro più purtroppo. Il Cume purtroppo perde qua la possibilità di vincere. Adesso stiamo un po' rientrando, ma in difficoltà comunque anche il francesino, dai. Provaci Cume. Stiamo tentando di tornare su, ma la vedo improbabile. Siamo nel gruppo 2, nella 2. Ho visto subito che la forma era precaria, purtroppo. D'altronde con un meno 3 di giornata, una forma così, era un po' impensabile fare qualcosa di buono. Dai. Pazienza. Non siamo neanche lontanissimi, per carità di Dio, però siamo stanchi, siamo a pezzi. Stiamo tentando di rientrare, ma i primi due sono andati purtroppo. Devo solo sperare che magari non sono per la classifica, ma la vedo alquanto difficile. Proviamo a dare tutto in questi ultimi chilometri. 14. Flores ci sta portando su, mamma. Siamo finiti, ragazzi. Ma 27 secondi dei primi due che vanno a vincere. Bravi loro. Vince Michael Landa, Michael Landa, ragazzi, tanta roba. Mi supera probabilmente anche Gesbert, Nibali, Muda, Galopin. E arriviamo noi con calma olimpica, ma arriviamo. Beh, quinti o sesti, penso quinti. Mamma mia, proprio distrutto, ragazzi, distrutto. Però non si può vincere sempre. Se riusciamo a rimanere tra i primi 30 top 5 della classifica generale mi va comunque bene. Ho capito praticamente a metà della salita che era impossibile fare qualcosa di devastante. C'ho un meno 3, ragazzi. Cosa vuoi fare con un meno 3?
poco puoi fare purtroppo. E adesso arriveremo in 102 anni. Tappa comunque veramente micidiale, eh. Chi ha disegnato sta tappa è simpatico, un bell'uomo proprio. Ok. Boh, vediamo come finiamo nella generale. Dovremmo essere quinti teoricamente, spero. Nella globale siamo quinti a 3 minuti e 22 da Mikel Landa, ragazzi. Ciao. Salutiamo la Route d'Occitane. Poi abbiamo Montagna Male, Giovani secondi a 2-2, sto qua è forte. E di squadra siamo terzi, vabbè. Dobbiamo arrivare in top 5, quindi ci sta. Abbiamo anche i campionati italiani, e ce li spariamo. Soprattutto no, quelli a cronometro più che altro, che sono quelli che noi possiamo far bene. Ok, Final Tap in un inglese che ormai è di padrelingua, se magari si muove anche il calendario a sfornarci. Beh, però questa in realtà è dura, però è un arrivo in pianura, quindi vedremo, insomma. Le mie vittorie da fine sera hanno fatto la storia su i pro cycling vecchi, qua vediamo, siamo ancora scarsetti. Ok raga, siamo a 3,5 km, comunque nella... Sì, la salita la stiamo affrontando anche bene, cioè più che altro nessuno sta attaccando, quindi 7,4 di forma devo capire un po' come avere più picchi, perché che sposto veramente sto facendo cagare adesso. Dopo è chiaro che magari mi riposerò, avrò poche robe da fare teoricamente, però che cacchio, siamo veramente in difficoltà adesso. Qua ormai qualcuno prova ad attaccare, io proprio non posso permettermelo. Io probabilmente, ecco, adesso c'è la discesa, andiamo. Vediamo se forse qua la si potrà usare, teoricamente. Cioè, mancano 29 km, ma il problema è che, cioè, attaccare in discesa... Ma... Aspetta, il Cume lo vedo bello aggressivo, eh? Sì, proprio da usare in discesa sta cosa, eh? Sì, però... Aspetta, non sto sprecando energie, ma... Adesso per recuperare comunque ci vuole un po', ok. Boh, no, sinceramente non me la sento, la discesa è troppo lunga e poi è troppo pianura. Non ce la potrei mai fare. Comunque il plotone è rimasto in 44 alla fine, eh. Mi mancano 10 km. Sì, ormai loro hanno stravinto. Potrei provare un attacco adesso, però vedo che stanno tirando sti stronzi. Vediamo se riesco. Niente da fare. No, no, è impossibile. Si tira una manetta che poi tanto ormai sti qua. 19 minuti, 18 minuti, 14 minuti e 19 minuti. Alla fine la fuga di giornata ce l'ha fatta. A great Bravi. victory! He didn't overextend himself. He was certainly the smartest today. Tappa un po' del cazzo, sinceramente. Siamo riusciti a far vincere i fuggitivi di giornata. Facciamoci la nostra scampagnata, tanto. Tappa un po' così. Dovremmo aver tenuto comunque la quinta posizione, teoricamente.
che è quello che conta. Però sì, diciamo che potevamo far meglio, però con una forma così era impensabile. Dobbiamo crescere tanto ancora, dobbiamo crescere, crescere, crescere. And here are the key moments of the race. Bravo, bravo. Si è scattato tipo a 102 km dall'arrivo. Bravo. Ok, noi chiudiamo quinti, perfetto. Secondi giovani, vabbè dai, penso che comunque devono essere contenti i nostri amici, perfetto. Secondi giovani, ottimo. Molto buona, perfetto, altri punticini che arrivano. Adesso vediamo un attimo il calendar che ci vede campionati italiani, ok, cronometro è in linea, perfetto, e poi l'Adriatica Ionica che questa la giochiamo in casa ragazzi, cioè sono tutte per velocisti a parte la Mussolente Passo Giau ragazzi, bella qua, passiamo anche per Mestre qua, perfetto. Quindi questa ci deve far bene, bisogna capire la forma però. Ok, allenamento. Siamo stati a picco di fatica stanco, grazie. Vai pausa. Facile. Medio. Sarà dura, però io provo così. Eccola qua raga, la gara a cronometro sarà, insomma, per carità, le caratteristiche sono anche a mio favore, Susa Sestier, però la vedo un po' difficile. Per la forma più che Eccoci qua raga. Finisci tra i primi 20 ce la posso anche fare. Comunque mi danno come 2 stellette tra i favoriti, in cronometro siamo comunque messi bene. In realtà una gara a cronometro a me è favorevole, come caratteristiche. Vediamo, primi 20, penso sia un obiettivo vabbè, abbastanza raggiungibile contando che comunque mi danno tra i possibili favoriti. Bisogna vedere la forma. Qua non arriva un cazzo di nessuno ancora, no. Ah no, posso essere io. C'ho 50 bombe comunque sono di chilometri. Io direi di fare, abbiamo fatto le 2 gare, facciamo i due campionati nazionali. E il prossimo video ci spariamo invece cioè, un giro che tocca le mie terre, però ho solo una possibilità in montagna, quindi la vedo duretta. Oh, ci proviamo, raga. Sì, io direi che comunque cioè, devo anche un attimo capire perché su giri così dove praticamente è tutta pianura a parte una potrei anche far vedere solo diciamo la tappa a noi fondamentale e magari l'ultima se ci siamo messi bene. Adesso vediamo, ci devo pensare ragazzi. Visconti è primo. La. Cattaneo, siamo poi gli ultimi, siamo poi i capitani. Guarda che bella forma che hanno sti qua. Dai che tocca a noi tra poco. Sedici. Tra 15 partiamo 14. 11, 10, 9, 8. 3, 2,
Allora, vediamo un attimo. Ecco, però potrei fare... Allora, vediamo un attimo. Se siamo... Ok, vediamo se riusciamo a farne anche un'altra. Vai ragazzi, siamo partiti. Per il momento però di certo non mi conviene tirare, siamo troppo all'inizio. Mamma mia, una forma spaventosamente schifosa. Proviamoci, sarà durissima vincerla, sarà praticamente un'impresa. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. E inizia ragazzi, inizia. Qua non mi conviene tirare. Nella prima parte, diciamo, adesso io direi di cominciare a fare una piccola tirata magari in discesa. E dopo negli ultimi metri di salita. Il cronometro è un po' così ragazzi. Devo arrivare meglio a livello di forma, infatti mi stanno massacrando. Mamma mia. Ai ai ai. Siamo veramente fuori forma. Mamma mia ragazzi, che cioè, veramente durissima, eh. Speriamo di arrivare tra i primi 20. Ok. Proviamo a dare qualcosa in discesa. 24esimo il primo intermedio, raga. Ok, qua ancora discesa. Però speravo in qualcosa di meglio, sinceramente. 24esimi anche dopo l'intermedio C. O recuperiamo alla fine o so cazzi. Mancano 7 km. 5 km. Dobbiamo dare tutto adesso, vai. A 2,5 km Kuma, devi dare tutto, porca puttana. Cazzo, almeno in top 20 però. Nibali, beh Nibali ragazzi. Abbiamo Nibali contro, la vedo dura di poter vincere il campionato, cioè il campionato italiano a cronometro. Ma anche giusto così il primo anno sarebbe abbastanza ridicolo, cioè nel senso vorrei fare un miracolo sportivo. Almeno top 20, cazzo, abbiamo recuperato qualcosa alla fine. Una posizione 23esimo, baratro purissimo, purtroppo. Complimenti a Vincenzone. Per noi poche soddisfazioni. Ok, adesso ci spariamo l'altra. Eccoci qua ragazzi, è un percorso, quindi potete capire come sarà praticamente impossibile. Io ci provo però. Non si sa mai. Siamo anche leggermente più in forma rispetto a prima, pazzesco. Adesso che comunque non serve un cazzo. Bene, sono le solite fortune kumendiane. Ok. Il gruppo è compatto, adesso comincia la salita. There's a sustained rhythm Mi at the moment. stacco, Some riders non c'è definitely niente won't be da able to keep fare. up. In questi strappetti proprio mi stacco, c'è niente da fare. Dai, come provaci That's però. the end of the breakaway. The pack gave them no chance. Devo provare a The buttarmi finish in line is getting discesa, ma close. The riders have just se passed the sono 50 così kilometer start lontano come sign. minchia fo. Niente, non c'è proprio. Mamma, guarda come sto staccando. Mamma mia.
Momento difficile della carriera come indiana, The non riders riesco a are fare going through a l'acuto very tough portion vincente. with percentages above 10%. Ciao. No, no, staccatissimo, evviva. Discesa acrobatica, sì, ma non me ne faccio un cazzo di discesa acrobatica. Stiamo tentando di rientrare, ma... Comunque è avara In di the end, he soddisfazioni found the il tutto. resources to get this win. Ciao. The riders bringing up the rear have made it through Male, shooting male. really tough. Ragazzi, proprio This non... stage Cioè, non was sono a le mie gare, real ok, però... showstopper. Sono andato anche contro la squadra, nel senso ho cercato di provarci senza, diciamo, anche perché dovevo fare 160 km di fuga, cosa insomma abbastanza improponibile. E ci ho provato, ma siamo fuori dalla top 30 forse anche, 41esimo infatti, sì sì, proprio And here are the race highlights that we've disastrum. selected for you. Adesso vediamo se riesco a recuperare un po' le forze perché nel prossimo giro vorrei far bene sinceramente. Grazie, livello 7. Però non capisco ragazzi, piccolo vaneggio, cioè vaneggio livello 7, però non mi ha dato, mi ha dato solo l'albero delle abilità, però non mi ha fatto migliorare il ciclista. Speriamo bene. Vabbè, raga, adesso abbiamo il calendario che ci porta il 23 di luglio, quindi adesso un bel po' di riposo, all'Adriatica Ionica Race. Speriamo bene. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!